Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovissimo game. Come potete ben vedere ci troviamo finalmente su un altro Total War, su Attila Total War, il nuovo capitolo della serie. Vediamo un pochettino le sue principali caratteristiche, però adesso provando un po' la registrazione vedo che la musica è davvero molto alta, quindi vediamo di abbassarla, ma alziamo gli effetti e la voce. Ok, regoliamo un po' tutto. Perfetto, allora ragazzi, non ho fatto il gameplay ieri proprio perché volevo dare la possibilità a voi di esprimere la vostra opinione sulla fazione che sarà la nostra fazione principale di gioco, e quindi ho visto un po' varie risposte. C'è chi preferiva i regni barbari, le grandi migrazioni, i norreni, l'impero romano. Però, dando un'occhiata, la maggioranza, ragazzi, potete vedere anche sulla pagina Facebook, ha indicato l'impero romano d'Occidente. Non so perché, probabilmente perché è un impero ormai in quest'epoca in declino. Siamo nel 395 d.C., siamo in declino, le strutture amministrative non reggono più, diciamo un po' che anche le intere finanze non sono più quelle di un tempo, della Roma repubblicana, della Roma passata, diciamo, e quindi siamo un po' in crisi in quest'epoca e dobbiamo necessariamente sfruttare le nostre risorse, ovviamente ultime, che ci rimangono, per tenere ben saldi per tenere quindi il controllo sui confini, perché vi ricordo, date un'occhiata a Mediolanum, vedete un po', nella parte nord notiamo il confine, giusto? Lo vedete? Eccolo qua. Siamo in pratica circondati da un'orda di barbari che tenta appunto di sprofondare nel nostro territorio e di distruggerci. Come possiamo vedere, l'impero romano è sull'orlo della catastrofe. L'imperatore addirittura pende dalle labbra di un generale semivandolo. I senatori sono senza poteri, se ne stanno fermi nelle vaste proprietà mal gestite, quindi non abbiamo più un senato potente, non vi è più un imperatore potente e sicuramente non c'è neanche manodopera e denaro necessari per un esercito. Vi ricordate ragazzi le vecchie unità romani, pretoriani, notavamo anche addirittura unità proprio regali. Adesso proprio è tutto il contrario, ci ritroviamo in un'epoca barbarica. All'interno di Roma esistono anche eserciti di mercenari che non combattono per la gloria di Roma, ma combattono solo ed esclusivamente per soldi, per denaro, per ricchezza, quindi sono facili a disertare. Quindi ragazzi, stiamo attenti, è una sfida molto complicata. Io non volevo iniziare dall'impero romano perché davvero non sono molto bravo io, diciamo, nel gestire questi imperi un po' in declino. Però, cioè, io non sono molto bravo a gestire gli imperi vasti, ma mi trovo meglio con quelli piccoli. Però, visto che la vostra opinione è quella che conta di più, ci proverò. Quindi ragazzi, anche se faccio un sacco di errori, aiutatemi, cioè datemi consigli, anche se sbaglio. Cioè, non vi arrabbiate, cercate di darmi degli aiuti. La difficoltà proprio per questo motivo non la metto a leggendaria, molto difficile. Per giocatori che conoscono i giochi di strategia ma non hanno esperienza con i Total War. Allora, io potrei mettere difficile, ragazzi, Cioè sì, facile ovviamente lasciamo perdere. Non so se mettere normale o difficile. Facciamo così, iniziamo con normale. Voi dopo questo video mi fate sapere se volete la campagna sul difficile. Se vedo le risposte positive sul difficile, allora ragazzi vediamo un po' come ci possiamo regolare. Però io vorrei fare per adesso normale, perché non conosco neanche tanto il gioco. Ho fatto un po' il tutorial, però giocarla è tutta un'altra cosa. Obiettivi di vittoria. Avevo intenzione di scegliere per esempio una vittoria trionfo una vittoria militare. Sopravvivi fino a questa data, assumi il controllo di 110 insediamenti. Buono. Sì. Sconfiggi 20 diverse fazioni, conquistando o radendo al suolo il loro ultimo insediamento, e mantieni il controllo di queste province: Italia, Liguria, eccola qua, Venezia e Cartagine. Quindi ragazzi, ancora ce n'è, ok? 120 unità, 4 edifici da costruire e 16 tecnologie. Possiamo scegliere questo. Vi ricordo che il cristianesimo ormai si è diffuso, sono state fatte le leggi per garantire la sua ufficialità nell'intero impero. Quindi ragazzi, tenete a mente questo, non c'è più il paganesimo, addirittura il paganesimo in quest'epoca viene perseguitato, quindi pensate un po' come è adesso ridotta, come si ritrova appunto l'intero impero romano. Alto, limitato,
La campagna sarà nel cloud, così potrei continuare effettuando l'accesso a qualsiasi computer. Sì, potrebbe essere interessante, sì. Realismo di battaglia no. 60 minuti, ok, vai. Ci sentiamo ragazzi adesso tutto il racconto per inquadrare il territorio e poi iniziamo, Ho visto che è stato proprio fatto molto bene questo nuovo questo nuovo Attila. Proprio le metodologie di combattimento sono diverse, la grafica è stata migliorata, ottimizzato meglio. Mappa davvero molto interessante, gli ho dato un'occhiatina. L'aria era carica di fumo e sangue. L'impero romano era diviso. Dalle colonne di Ercole ai posti più lontani nell'Adriatico si estendeva l'impero d'Occidente. Terre sacre dove sono nati uomini grandissimi. Ma coloro che gli succedettero non si presero cura di Roma, preferendo il contendersi i resti della gloria passata. Avrebbero dovuto mettere da parte le proprie incomprensioni, oppure sarebbero caduti al cospetto dei barbari. Ed ecco un cavallo rosso, e all'uomo in sella fu dato il potere di cancellare la pace dalla faccia della terra. I romani dell'impero d'Occidente, quei nobili figli della città eterna. È arrivato il momento di ridare a Roma il suo potere perduto. Erano pronti per la guerra. Era stato l'ultimo imperatore, Teodosio, a volere la divisione dell'impero. E questo ti ha messo in una situazione difficile. Nel disperato tentativo di proteggere l'impero occidentale dalla minaccia barbarica, il peso delle spese civili e militari ha mandato in pezzi le tue finanze. L'ordine pubblico è precario, per cui potrebbe essere saggio raggruppare le tue truppe nei pressi della capitale utilizzando i territori di frontiera come cuscinetti. Quando le tue infrastrutture saranno rinforzate e la minaccia sarà sventata, sarai di nuovo pronto a colpire. Conquista i tuoi nemici. Se possibile, riprendi il controllo dell'impero romano d'Oriente. Costruisci un impero romano degno di Augusto stesso. Bene ragazzi, missione assegnata. Siamo nel 395 d.C. Prima di intraprendere l'avventura spieghiamo un po' l'interfaccia. Sopravvivi fino a questa data, ecco la data, siamo nel 395, dobbiamo resistere fino al 400, nuovi bonus aggiunti e una ricompensa di 2000 soldini. Ok, allora, ecco le casse attuali, abbiamo 9000 sesterzi, profitto previsto 681, scorte di cibo disponibili. Se queste scorte scarseggiano dovremo trovare il modo per ottenerne di più. Ingrandendo la fazione avrai bisogno di grosse quantità di cibo e se questo scarseggia potresti trovarti di fronte a problemi di ordine pubblico, integrità militare e logoramento. Notiamo la fedeltà imperiale può arruolare le unità delle orde amiche che passano in territorio romano. Addirittura l'integrazione culturale, questi sono praticamente dei bonus a quanto vedo, immigrazione costante, costi di mantenimento meno 2% ogni età non romana, penalità sull'ordine pubblico meno 50% per l'immigrazione, potere accettabile, ordine pubblico superiore di un punto, lealtà, integrità in meno e pressione fiscale, cristiana latina, influenza religiosa. Abbiamo anche l'Imperium ispiratore, grande potere, pesante sanzione alla diplomazia, gran parte delle fazioni, tutta la fazione. Wow.
e addirittura abbondanza di cibo. Questi diciamo che sono dei bonus, a quanto ho capito, momentanei oppure definitivi. Vedremo un pochettino col passare del tempo. Come vi ho detto, ragazzi, è la mia prima campagna, non conosco ancora molto bene il gioco. Comunque l'interfaccia in basso è più o meno come quella di ROM. Abbiamo la nostra mappa, è molto importante osservarla adesso. Questo è il nostro impero, ragazzi. Potete vedere che si estende dalla Mauritania sino alla Caledonia e potete vedere che siamo circondati. Abbiamo il nord della Britannia che ci assedia, i Caledoni, i Pitti, i Franchi, i Sassoni, la Germania. Potete vedere che tenta di penetrare nel nostro territorio. Notiamo anche da queste parti, nelle zone appunto della Transcriptia, eccole qua, altri barbari che tentano appunto di entrare e superare i confini. Ecco qui, dobbiamo evitare ogni contatto, dobbiamo riuscire a evitare questi contatti diretti con troppe unità nemiche. Dobbiamo riuscire, ragazzi, a raggruppare più unità possibili per tenere solidi i confini. Ok, allora, l'impero romano invece d'Oriente è il nostro alleato. Notiamo Flavio Arcadio Augusto, età 17 anni. Potete vedere che all'epoca gli imperatori erano bambini, 16 anni e 17. Io allora lì sarei stato un anziano, appunto, a governare come imperatore. E quindi possiamo dare un'occhiata così veloce alla nostra mappa. Bene. Per quanto riguarda la tecnologia, ragazzi, possiamo vedere il solito riquadro militare e quello civile. Per quanto riguarda l'ambito civile, già ritroviamo alcune ricerche ben perseguite. Possiamo lanciarci nella filosofia classica per diminuire la corruzione o addirittura nella specializzazione di funzioni. Così potremo costruire recinti, campi e poligoni per, rispettivamente, cavalieri, fanti e schermagliatori. Sblocca l'arruolamento di lancieri comitatensi. Sostituisci i limitani a guardia del confine. Io direi di lanciarci sul militare. Questa è la schermata del nostro tesoro. Abbiamo delle casse per adesso non molto fiorenti. La scheda commercio descrive in maniera dettagliata le risorse prodotte su tutto il territorio e mostra se vengono esportate verso i partner commerciali. Sono inoltre visualizzate quelle ottenute dai nostri partner commerciali o quelle che non abbiamo ancora ottenuto. Alcune unità ed edifici avanzati necessitano di queste risorse per essere reclutate o costruiti. Ragazzi, scusate se faccio silenzio ogni tanto, ma voglio proprio sentire ogni aiuto. Allora, voglio vedere una cosa. Nella diplomazia mi sembra che con i franchi, eccoci qua, siamo, ecco, sbagliato, ragazzi, con i franchi potete vedere che siamo in amicizia. C'è una sorta di patto di non aggressione, quindi vediamo bene chi sono i nostri nemici. I franchi potete vedere che più o meno riescono a mantenere una certa calma, addirittura anche gli alemanni, da queste parti anche i marcomanni. I quadi invece sono in guerra proprio con il nostro impero, quindi attenzione, tutti questi territori, sì, giustamente alcuni sono amichevoli, però ovviamente stiamo attenti che potrebbero anche essere aggressivi, cioè non dobbiamo considerarli come degli alleati, bensì come delle nazioni da tenere sempre sotto controllo. Franchi, alemanni per adesso possono andare bene, alcuni per esempio sono addirittura arrabbiati con noi stessi, eccoli qua, anche se per adesso non sono in guerra da come vedo. Allora, i quadi è il primo elemento da tenere sotto controllo. Vediamo invece questi altri, gli agizi, patto di non aggressione, da questa parte Gepidi, ok, siamo protetti. Gli ostrogoti sono in guerra, potete vedere, attenzione. I bastarni, sempre, come vi ho detto, ragazzi, sono nazioni da tenere sotto controllo. Cerchiamo di tenere sotto controllo quest'area, proprio questa. Attenzione a non farci scappare nulla. Da questa parte invece i Caledoni sono in guerra, i Pitti anche, e gli Ebdani no, però sono aggressivi. Ragazzi, dobbiamo stare molto attenti ai confini. Allora, abbiamo detto, questo è l'impero romano d'Oriente, questa è la nostra prima provincia che va, ecco, Sirmion. Le nazioni possono abbandonare i loro insediamenti e quindi le regioni circostanti. Se il nemico si sta avvicinando troppo e temi di perdere una regione, puoi ora scegliere di abbandonare il suo insediamento. Tramite la tattica della terra bruciata puoi impedire agli invasori di ottenere ciò che vogliono. Quando te ne vai, una piccola somma di denaro viene aggiunta alle tue casse. Qualsiasi fazione che ha intenzione di insediarsi o colonizzare un luogo troverà un insediamento in rovina in una regione con fertilità ridotta.
una situazione che è recuperabile solo col tempo. Questa è una cosa che abbiamo imparato. Un po' quello che facevano i russi quando Napoleone andava a conquistare i territori del sud e ovest della Russia. Però questa è una cosa che per adesso non ci interessa. Con questo pulsante creeremo nuove forze. Le unità o le navi disponibili al reclutamento per la provincia che hai appena selezionato. Clicca con il tasto destro sull'icona di un'unità o di una nave per leggerne la descrizione e con il sinistro per metterla in coda. Cliccaci sopra una seconda volta per annullare l'operazione. I costi di arruolamento compaiono in basso, mentre il tempo richiesto è riportato nell'angolo in alto a sinistra dell'icona dell'unità. Una provincia consiste di 3 regioni e ognuna di queste contiene un insediamento, il centro nevralgico Eccolo qua. delle attività. Questo, ragazzi. Uno corrisponde alla capitale della provincia ed è l'insediamento maggiore e cinto da mura, mentre Ed i è questo. restanti sono insediamenti minori, privi di mura difensive finché non vengono potenziati. Perfetto. Allora ragazzi, avete capito? Io vi lascio anche questi tutorial per farvi capire un po' come funziona, in modo tale che ci regoliamo per bene. Allora, potremmo creare delle nuove truppe, abbiamo visto le caratteristiche delle svariate tipologie di unità, abbiamo addirittura 7 eserciti su 8, nessuna flotta, quindi qua abbiamo ragazzi il nostro primo esercito. Come potete vedere è composto la prima legione di Audiutrix. Possiamo modificare il nome, per adesso no, però potete vedere che io le unità neanche le conosco tanto bene, quindi ragazzi vedete un po', è da poco che l'ho acquistato, da un giorno. Quindi abbiamo dei limitani a guardia del confine, dei corti, fanteria pesante, abbiamo anche molto leggera schermagliatori, una cavalleria, quindi lanci, spade, cavalli e un generale. Perfetto. Abbiamo detto di rafforzare i confini. Innanzitutto dobbiamo migliorare gli introiti orari, quindi io direi di andare a potenziare. Ok. Commerciali e militari. Gli insediamenti rappresentano i maggiori consumatori di scorte di cibo. Ok, ho capito. Ragazzi, il mio primo obiettivo sarà quello di migliorare la produzione. Dobbiamo aumentare il PIL nella nostra Roma, nel nostro impero. Più soldi avremo, più unità potremo fare e più possibilità avremo di vincere. Il problema nel nord qua io non credo che c'è per adesso. C'è Bracum qui che ha un esercito all'interno e credo che non getteranno a terra questa città molto facilmente. Facendo 2 conti io qui posso andare a reclutare unità base per adesso, però possiamo fermarli per adesso, quindi non ci sono problemi su questo fronte. In Africa qui cosa abbiamo? Abbiamo addirittura anche l'impero romano, quindi il problema è in Europa. Perfetto. Allora dobbiamo rafforzare solo questo confine, a partire dal canale della Manica fino ad arrivare al Reno, al Danubio, da queste parti qui. Eccoci qua, dobbiamo rafforzare questa linea. Teniamoci a mente ragazzi, posso mettere qualche segnalino? Vediamo. Menu, chat, suggerimenti. Mi servirebbe un segnalino. Fazione, forze. No. Da Sirmium dobbiamo fare tutto il giro di qua. Di qua, perfetto. Fino ad Augusta Trevorum. O addirittura Colonia Agrippina. Dobbiamo rafforzare questi confini. Per esempio, qua addirittura abbiamo un onagro. Io raggrupperei queste forze. Per esempio, abbiamo la Colonia Agrippina. Però abbiamo detto che i nostri franchi più o meno riusciamo a regolarli perché abbiamo un patto di non aggressione, mentre... Scusate ragazzi se torno sempre nella mappa, però voglio vedere. Non amichevole. In guerra, qual è quella? Ecco, atteggiamento in guerra, ostile, in guerra, stile in guerra. Quindi io ragazzi sposterei queste unità un po' più a sud. Giustamente siamo messi male da questa parte, spostiamole, no? Io non mi capacito un po' con la mappa. Ecco, siamo in guerra con questa fazione, a quanto ho capito. Giusto? Il cerchietto rosso significa guerra. Quadi, guerra, giusto? Sono i quadi questi, giusto? Vediamo un po'. Devono essere loro. Quindi prendiamo questa truppa e la spostiamo ragazzi verso sud, perché dobbiamo dare una mano anche qua. Eccoci qui da queste parti. Ok, io direi di spostarla a sud e magari farla arrivare proprio qui, a Iuvavum o addirittura a Virunum, da queste parti. Marcia forzata. Quindi
Stato dell'unità stanca, disattivato, reclutamento disattivato, velocità di movimento durante la... Ci muoviamo più rapidamente e raggiungiamo questa città, così siamo un pochettino più riparati. Ok. Maggiore è lo squallore all'interno di un insediamento, più alte sono le probabilità di diffusione di epidemie. La Squallore? malattia provoca logoramento e abbassa l'ordine pubblico e può diffondersi in altre regioni tramite le rotte commerciali e lo spostamento di agenti o eserciti. Wow, visto che Contrasta bello. lo squallore con la costruzione di edifici per i servizi sanitari e la Certo. demolizione di quelli che contribuiscono a peggiorare la situazione. Questa è una cosa che abbiamo imparato. Allora, cominciamo ragazzi a migliorare queste regioni che possono creare dei problemi. Per esempio dove c'è squallore. Vediamo un po'. Qua l'ordine pubblico è sotto la norma. Addirittura meno 15, meno 15. Siamo messi malissimo. Ah, da queste parti già un po' meglio. 5. La provincia quindi... Eccola qua. La Pannonia è decisamente migliore. Credo che più andiamo verso Roma, più la situazione è migliore, perché siamo lontani dai confini. Anzi no, qua addirittura è sempre peggio. Quindi penso che una, ragazzi, vediamo qua in Francia come va la situazione. Ecco, addirittura ci sono regioni pericolose. Cos'è questa? Hai appena selezionato un personaggio appartenente a un'altra fazione e non puoi controllarlo. Selezionane uno della tua per poter scoprire qualcosa sulle sue abilità. Ho capito. Un esercito nemico. Più che altro un'unità straniera. Vediamo un po'. Sì. Esercito guidato da Clodovedo, dei Suebi. Va bene. Allora ragazzi, come vi ho detto dobbiamo migliorare la nostra produzione. Vediamo un po'. Allora, per esempio, vediamo cosa possiamo costruire. Seccataio di mattoni rossi, ricchezza, perfetto. Fonditore di feltro. Però come vi ho detto io vorrei potenziarli nella capitale, così siamo più riparati, per esempio qua. Allora, vediamo un po'. Florenzia, abbiamo la possibilità di creare la colonia, però voglio edifici produttivi. Per esempio abbiamo una colonia e un deposito di sale, che se creiamo una salina, ricchezza da attività produttive, squallore, ok, a Napoli. Questo cos'è? Servizi sanitari, scuola attuale, situazione dei servizi sanitari 0, attuale squallore 2, totale dei servizi sanitari meno 2. Mizzica, è molto più complicato questo Attila Total War del precedente. Davvero hanno aggiunto tantissime cose. Vediamo invece qua a Ravenna. Vediamo un po'. Uliveti, ricchezza derivante dagli edifici commerciali. Dobbiamo migliorare la ricchezza. Addirittura qui. Florenzia, vediamo un po'. Ah, Mediolanum, vediamo. Segusium, gregge di pecore, campi di grano, capo di guardia, colonia, chiese, ok. E addirittura ovviamente possiamo mettere delle opere pubbliche. Allora, cominciamo a potenziare. Io metterei qua un gregge di pecore. Ci consente di avere cibo, ovviamente extra, ricchezza e ricchezza aggiuntiva derivante dall'allenamento per livello di fertilità locale. La fertilità credo che sia buona in questa regione. Ok, proviamo a mettere questo, ragazzi. Le regioni desertiche sono rappresentate dalle icone di edifici in rovina sulla mappa della campagna e contengono le rovine degli insediamenti abbandonati. Potresti riscontrare un calo della fertilità nei territori che circondano insediamenti abbandonati di recente. Ho capito. Perfetto. Per spostare l'intero esercito, assicurati prima che sia presente un generale. Va bene, questo lo sapevo già da prima. Allora ragazzi, scusate se sono un pochettino impacciato, ma sto cercando di capirci qualcosa. Per esempio, io ora queste regioni qua le fortificherei un po' anche. Ho capito, per esempio qua, vediamo un po'. Abbiamo problemi con i servizi sanitari. Potete vedere attuale squallore. Eccoci qua. Vediamo un po'. Questo più, per esempio, ci fa sviluppare il nuovo terreno. Per esempio, possiamo aggiungere una nuova sezione. Deposito per le scorte. Vediamo un po' qualcosa che ha a che fare con... Eccolo qua, impianto idrico. Un impianto idrico in questa zona potrebbe aiutare tantissimo. Per esempio, possiamo metterlo qua. 2000 servizi sanitari. Tutte le regioni di questa provincia, che se non sbaglio è la provincia più in difficoltà. Vediamo un po'.
giustamente abbiamo un ordine pubblico. Eccola qua. Juvavum dov'è? Dov'è Juvavum? Eccola qui. Virunium. Ok, ragazzi, facciamo così. Mettiamo un impianto idrico. A Juvavum possiamo mettere qualche altra. Eccoci qua, un taglialegna, ricchezza derivante dalle attività produttive. Mi sembra che stiamo finendo i soldi, però. E possiamo qua aggiungere cibo, ne abbiamo parecchio. Un altro gregge di pecore. Ragazzi, perdonatemi se ho fatto errori, ma per adesso basta così. Questo esercito lo ingrandiamo un po', gli aggiungiamo una guardia in più. Qua dentro non possiamo reclutare. Qua gli possiamo aggiungere una guardia in più. Fine del turno. Dobbiamo avere abbastanza soldi da mantenere alto il livello. Sicuramente molti di voi avranno fatto scelte diverse, ma siccome è la mia prima volta, ragazzi, ve lo ripeterò sempre. Cercherò di essere all'altezza. Puoi ancora segnare un governatore? La scheda di riepilogo di una fazione raccoglie informazioni e statistiche essenziali che ti consentono Il Senato, guardate che bello. della campagna con una sola occhiata. Allora, e possiamo per esempio scegliere. Questa a quanto pare è la nostra famiglia, se non sbaglio. Questa, sì, i governatori. Possiamo scegliere Flavio Onorio Augusto, che dovrebbe essere l'imperatore per adesso. Vediamo un po'. Altri patrizi. Statista. Per esempio, vediamo un po'. Quando hai selezionato una fazione, devi scegliere quale famiglia o schieramento rappresentare all'interno del suo orizzonte politico. Wow. Il leader della tua fazione è anche il capo dello schieramento che scegli. L'influenza di ogni membro dello schieramento è il totale dello schieramento stesso. Vincere battaglie nei panni di un generale e completare progetti di costruzione con un governatore può aumentare l'influenza. La popolarità del tuo schieramento è la somma totale dell'influenza dei suoi membri rispetto a quella dello schieramento rivale. Ho capito. Per esempio qua ci sono. Ah, ho sbagliato. Governatore da aggiungere. Come si fa? Aspettate. Per esempio io se scelgo. Per esempio, facciamo un esempio. Cos'era questa? No. No. Ma io. Togli la carica, per esempio. Ok. Come si fa, per esempio? Io lo voglio spostare qua. Come si fa? 2 volte così? Vediamo. Non capisco, aspettate. Per esempio, un governatore. Governatore dell'Italia. Ci mettiamo, per esempio, Flavio Onorio. Ok. A quanto ho capito, in questa maniera fa assassinare un personaggio in modo che non sia più una minaccia. Possiamo effettuare davvero tantissime, ho capito, azioni. Davvero, ragazzi, l'anno. Puoi ancora emanare un editto in una delle province d'Italia. No, ho sbagliato, maledizione, ho sbagliato tasto. Non potevo. Ragazzi, scusate, però davvero l'hanno reso molto più complesso il gioco. E lo capirò insieme a voi io. Ho già fatto un pochettino il prologo, però cercherò adesso di migliorare pian pianino. Cioè, io non volevo giocare il prologo perché non volevo anticiparmi niente. Volevo giocarlo subito insieme a voi. Ecco qua. Diplomazia. Ci parlano i garamanti. Patto di non aggressione e addirittura riceverai questo pagamento. Ma certo, essere in pace è sicuramente una cosa bellissima. Accettiamo l'offerta così siamo tranquilli da vari lati, da vari Attenzione. Oh, che è successo? Allora, oggi che cos'è? Estate? Ecco qua, mamma mia, bellissimo l'hanno fatto. Allora, un editto nuovo. Diminuisce l'immigrazione, velocità di reintegro, qualcosa che ci dia soldi. Corruzione, velocità di ricerca per gli sviluppi civili, influenza religiosa, meno 4 al cristianesimo, corruzione meno 5, produzione di cibo, ordine pubblico. Ok, supporto sia costi di reclutamento per le unità di mercenari, velocità di reintegro delle truppe. Io sposterei, ragazzi, questo governatore in queste regioni qua, così regoliamo un po' i conti. Per esempio lo metterei qui ad Augusta, qua, ad Augusta Viclorum qua. Ok. Allora, dov'era? Mi sembra qua. Poi dov'era? Sommario, famiglia, resoconto. No. Dov'era? Aspettate. Dov'era quella cosa di prima? Ah, eccola qua, sto capendo. Scusi, signorina. Mi scusi, lei è brava, però via dalle scatole. Lo mettiamo. Dov'era? Maxima Sequarorum. Maxima. Eccola qua. Perché non ti puoi spostare più? Ah. Possiamo mettere questo, per esempio, qui? No, sempre lo stesso.
Ah, era quel Patrizio. Ok, per esempio, aggiungiamo questo. Vai. Adesso ci dovrebbe essere... Vediamo un po'. Vediamo, ragazzi, devo capire un attimo. Eccolo qua, ci dovrebbe essere. Perfetto, allora ho capito come funziona. Ok, ma se io lo rimuovo, per esempio, di qua... No, lo posso... Lui... Lo posso rimettere? Subito? Oppure proprio lo cancello? Ah, lo cancello, a quanto ho capito. Perché